Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Giorgio Massolin, primo sindaco di Ponzano Veneto, eletto direttamente dal popolo nel 95 e riconfermato successivamente nel 99 nelle liste della Lega Nord, è improvvisamente scomparso all'età di soli 69 anni. Massolin ha rappresentato per molti anni l'innovativa figura del primo cittadino, tanto che i suoi 2 mandati hanno lasciato il segno su tutto il territorio. Il sindaco attuale di Ponzano Veneto, infatti, Antonello Baseggio, lo ricorda così: mi permetto di esprimere, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, un ringraziamento sincero per il tempo che l'ex sindaco Massolina ha potuto dedicare alla nostra comunità ed un ulteriore grazie per ciò che il suo doppio mandato ci ha lasciato in eredità. Il nostro approfondimento dedicato su Notizie Plus. Dopo essersi staccata dal decollo dei tappeti, una pilota di parapendio tedesca è subito precipitata sul prato sottostante, finendo alla base della recinzione a borso del Grappa durante una sessione ovviamente di parapendio. Allarme scattato verso le 13, mentre una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è messa a disposizione per eventuale supporto. L'elicottero di Treviso Emergenza ha raggiunto il punto dell'incidente assieme al personale sanitario del suolo di Crespano. La 52enne, che si trovava a terra assistita da alcuni connazionali, è stata subito presa dunque in carico dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso Verricellato sul posto. Immobilizzata e imbarellata a seguito di un sospetto trauma alla colonna vertebrale, la donna è stata issata a bordo e trasferita all'ospedale di Treviso, dove si trova attualmente in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domani, sabato 25 novembre, l'ULSS 2 Marco a Trevigiana ha rinnovato anche quest'anno il proprio impegno a sostegno e tutela delle donne vittime di violenza, organizzando una serie di iniziative per sensibilizzare le persone su questa importante e duplice tematica. Ma l'impegno dell'azienda sanitaria non si esaurisce con il termine di questa giornata. Sono infatti molteplici le attività che gli operatori hanno realizzato e hanno in cantiere per la presa in carico e la messa in sicurezza delle vittime di violenza. Trovate tutti i dettagli e le iniziative, in primis per la giornata di domani, nel nostro approfondimento dedicato su Notizie Plus, che potete leggere cliccando sul link che vedete in descrizione della news sotto il video del notiziario. Nuova vita per gli spazi del centro commerciale Arsenale di Roncade, che da domani si trasformeranno nel primo parco tematico dedicato al Natale interamente al coperto. Treviso Wonderland sarà infatti un villaggio natalizio creato su una superficie di ben 10.000 metri quadri nell'ala inutilizzata del centro commerciale. Le sale riservate ai negozi diventeranno spazi di intrattenimento, le grandi aree interne cortili con food truck, ci sarà una zona dove ballare e fuori sarà allestito un Luna Park, spiegano gli organizzatori. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. Potete accedere, come vi dico sempre, a tutti i nostri contenuti in modo comodo e gratuito dal vostro smartphone attraverso la app TG Plus.